All the Italian Food oggi fa tappa a Napoli, l'antica capitale del Regno delle Due Sicilie. In realtà le origini di questa città sono molto più antiche, risalgono addirittura all'epoca greco-romana. Poi da queste parti si sono succedute tantissime, veramente tantissime dominazioni, i greci, i romani, gli spagnoli e poi naturalmente gli arabi, e ci sono stati addirittura i francesi e i normanni. Tutto questo pot-pourri di dominazioni ha dato vita ad una cucina assolutamente variegata, alla base della quale ci sono ingredienti genuini, ma che però hanno avuto la contaminazione della grande fantasia dei napoletani. Due i tipi di cucina che ritroviamo da queste parti: quella con gli ingredienti più raffinati, le preparazioni più elaborate, la cucina dei ricchi, delle classi più agiate, e poi c'è la cucina più povera, quella fatta con gli ingredienti genuini della terra, che tutti i giorni si acquistano nei mercatini rionali, che tra l'altro vi faremo vedere proprio nel corso di questa puntata. Sono alla base della cucina tradizionale partenopea, quella che si consuma tutti i giorni nelle trattorie di questa città, e ovviamente alla base di questi piatti straordinari c'è una tradizione particolare, quella che i napoletani ci hanno confidato, quella che hanno confidato alle nostre telecamere. Anzi, venite con noi, facciamo un viaggio e chiediamo a loro qual è il piatto principale, più gustoso, più tradizionale della cucina napoletana. Dai ragazzi, vai! Secondo me può dire aspettare la braccia e tacci trovato spaghetti alla Luciana con i porpettini piccolini, i polipetti, Un bello spaghetto a vongole. spolvecarielli alla maruzzara e alici in bottiglia con provola secca del giorno prima, impanare le due alici attaccate con la provola al centro, con pane grattugiato e friggere. Ah, un bello pacchero fatto a raù, bello, saporito, con poche provolari, vai in porto, vai! E un bello pulla cacciatore, la dolce mia signore si mangiò. Calà fritto, un po' che fede che caccia pollo, la canna pizzaiola, pasta e fagioli, spolichini. Fagiolo che cozzica, spaghetti che cozzica, Spaghetti al pomodorino fresco. e scarolo che fagiolo. Aspito, quella è una cosa speciale. Genovese, E cazziche per miciere. una bella genovese. Pasta e fagioli, pasta e ceci. Una bella pasta e fagioli con la pasta mischiata. La pasta fuga, un browser, c'è tanta cosa mangiante. Melenzane a funghetti, melenzane a scarpone, melenzane a pollastella. Spaghetti al pomodoro fresco. Gnocchi a ragù. E puppetelle, la tracciulella, con salsiccia. Non si mette, ma prima si mette. Che non ragu che ci sto. Quando hai voglia, ore e ore. E la fa panna, voglio la coppa tanto bella, pappuliate. Come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e a questa scuso i La pizza, i vermicelli a vongole, I mulignani a scarpù. la mozzarella in carrozzella. Margherita, pizza margherita. We just was in Da Michel pizza. So Da it's- Michele. Da Michele. Yes. Super di cozza. Ok? Quello ci sta tutti i pesci, che ci vedo, quello che buco, quello ci sta tutti i cozzi. Amba di cozzi. E fa sulla maruzzata. E che c'è una cosa più bella che si fa. Il piatto napoletano è la cosa più bella del mondo. Jest mój człowiek, melancholik po prostu. Un
viaggio coloratissimo e molto suggestivo nei mercatini rionali napoletani ci ha portati qui sul lungomare. Siamo a Mergellina, dove in particolare i ragazzi nelle giornate più calde vengono a cercare un po' di refrigerio in questo mare assolutamente straordinario. Ovviamente si tuffano dagli scogli, perché qui la spiaggia non c'è assolutamente. E attenzione, perché sotto il pelo dell'acqua cresce uno degli ingredienti fondamentali della cucina tradizionale partenopea. I frutti di mare, in particolare la cozza, che si attacca agli scogli che sono proprio qui davanti, dove i pescatori vengono a raccoglierle, armati soltanto di mani e un coltello. Nella cucina dei napoletani i fagioli non possono mancare mai, noi siamo d'estate, ma in realtà i fagioli ci sono, eccoli qui, sono i fagioli estivi, spollichini per tutti gli italiani, ma spullcarielle per i napoletani. Li abbiamo aperti e quelli qui si possono utilizzare per tutta una serie di ricette, non soltanto per la classica pasta e fagioli, ma anche da aggiungere a varie insalate, sono buonissimi. Se parliamo d'arte, Napoli è una città piena d'arte, non soltanto per quello che riguarda i monumenti, ma naturalmente anche per quello che riguarda il teatro. A pochi metri da qui c'è il Teatro San Ferdinando, che vi riporterà alla mente sicuramente il grande Edoardo. Ma poi c'è anche il Real Orto Botanico, è stato fondato nel 1807 dal fratello di Napoleone, che era il re da queste parti. E poi c'è l'arte della cucina, e se parliamo di arte in cucina dobbiamo parlare delle mani sapienti della mamma di tutti noi, che inevitabilmente sa cucinare particolarmente bene. Allora andiamo dalla cucina di mamma, che è proprio qui, a 2 passi. Quando sono a Napoli non posso fare a meno di venire a trovare il mio amico Carlo, a Cucine Mamma, perché in realtà a Napoli quando si cucina bene, si cucina come facevano le mamme di una volta. Ciao Carlo. Ciao. E naturalmente grazie per averci ospitato nel tuo locale oggi, che si chiama Cucine Mamma, perché? Perché la cucina nostra è come faceva un tempo la mamma, perché le mogli di oggi, niente. Non vogliono fare niente, vogliono soltanto venire a mangiare qui, ed è un must, come dicono quelli che parlano bene. Bisogna venire ad assaggiare questa cucina che è fatta in realtà con gli ingredienti tradizionali della cucina partenopea. Oggi che cosa hai preparato? Pasta e fagioli. Che è un classico, che io voglio assaggiare ovviamente, però so che esiste anche la variante con le cozze. Con le cozze. Ma le cozze poi tra l'altro nella cucina napoletana sono un po' dappertutto, no? Sì. Come mai? Perché diciamo che noi questo periodo qua è un periodo nostro delle cozze nostrane, con le cosiddette cozze di scoglio. E quindi sono veramente da assaggiare. Sì. A proposito di frutti di mare, ma 2 vermicelli con i frutti di mare, in particolare con le vongole, li possiamo assaggiare? Un assaggino proprio? Senti, ma so che esiste una variante povera. A Napoli dicono con le vongole fuiute, cioè scappate via. Ma perché si chiamano così? Si prepara tutto come dovremmo fare il classico vermicello con le vongole, ma purtroppo ai tempi loro le vongole sono fuiute. Perché non c'erano i soldi per comprarle, in realtà era un ingrediente pregiato e quindi si preparava il piatto, ma mancava l'ingrediente principale e il sapore era più o meno lo stesso. Assaggeremo anche quelle cose lì per voi, non vi preoccupate, mettiti subito all'opera, io vado ad accomodarmi in sala. A dopo. A dopo. Come potete notare, è una cosa assolutamente importante, qua i piatti sono tutti diversi perché quello che conta non è la forma ma la sostanza, quindi quello che c'è dentro, a cominciare dalle cozze che sono dentro la nostra pasta e fagioli e che adesso cominceremo ad assaggiare. Carlo, questa pasta e fagioli è veramente una poesia, però adesso sono curioso di assaggiare questi vermicelli, però mi avevi promesso quelli con le vongole. Allora non ci sono. E perché?
soffiute, sono scappate. Sono scappate dal piatto perché in realtà era questa la scusa che utilizzavano le massaie all'epoca quando non avevano la possibilità, grazie, di metterci anche l'ingrediente principale, cioè vale a dire le vongole, e allora la loro scusa era questa: io l'ho portata a tavola e poi a un certo punto le vongole sono scappate via, se ne sono fuiute. Vabbè, noi le assaggiamo anche se non ci sono le vongole, tanto sono buone lo stesso. La cosa importante è arrotolarli bene, e la forchettata non deve essere né troppo grande né troppo piccola, perché troppo grande darebbe un po' fastidio alla bocca, troppo piccola non darebbe la possibilità di assaggiare praticamente tutti quanti gli ingredienti. Carlo, e come secondo io vorrei assaggiare qualcosa di mare. Che cosa mi puoi preparare? Delle buonissime alici fritte. Alici fritte per noi, andiamo a vedere come le prepara il nostro Carlo. Io nel frattempo brindo. Qui non si butta via niente, si mangia la spina e anche la coda. Tra le altre cose, questo coppetiello, cioè questo cono di carta che vedete anche a usarlo come base in realtà del pesce, non è soltanto, diciamo, a scopo coreografico per bellezza, ma serve fondamentalmente ad assorbire parte dell'olio di frittura per non appesantire troppo il piatto. Prima di mangiarle che cosa bisogna fare, Carlo? Le condiamo con sale e pepe. Lo fai tu chiaramente? Pepe e il sale insieme, vai. A me tocca il sale. Vai, mi dici tu basta chiaramente. Basta così, vai. Basta così, può bastare. E allora, con le mani, così come si farebbe col cuppetiello per strada, e buon appetito. Il pesce delle nostre parti, cucinato alla perfezione, ancora caldo, e anche con la coda, come le patatine fritte che mangiano gli americani per strada. Per gli amanti dei sapori più forti e più decisi, o se preferite per gli amanti dei sapori più dolci, c'è la possibilità di aggiungere un po' di limone fresco, che ovviamente va spremuto sopra, con l'utilizzo però della forchetta. Attenzione. Come si fa, Carlo? Così, in questo modo, vedi? La forchetta giusto al centro. E nonostante siamo a 20 cm è riuscito a non bagnarmi con il limone proprio grazie alla forchetta. E chiaramente con il limone sono tutta un'altra storia. Old Italian Food, nei vicoli del centro storico di Napoli, siete abituati a assaggiare granite un po' a tutti i gusti con le apparecchiature moderne, ma la vera granita è quella che prepara Carmine da tantissimi anni. Da quanti anni siamo qui? Sono 20 anni. 20 anni che prepara granite con il vecchio di metodo. limone e varie attività. Ma fondamentalmente qui si prepara la granita con il vecchio metodo. Assaggiamo e vediamo un po'. Un sorbetto. Il tipico sorbetto napoletano. Il tipico sorbetto napoletano. Eccolo là. Se non c'è il pezzo di limone, diffidate dalle imitazioni. Ci vogliono le bucce dentro, perché lì ci sono gli oli essenziali. Una bella buccia di limone alla vostra salute, e questo è veramente dopo. Come si chiama questa signora? Ciambotta Però o in realtà zucchetta. zucchetta. Come si prepara?
Si può preparare a zuppa, praticamente si fa facendo soffriggere olio, cipolla, pomodoro fresco, basilico, patate. Alla fine, quando è quasi cotta la patata, si aggiunge la zucchetta. Con la buccia o senza? Con la buccia, però grattata. Perfetto. E poi praticamente si può mangiare a zuppa con una bella grattata di parmigiano o ancora meglio pecorino. I centri commerciali in realtà non li hanno inventati gli americani, li abbiamo inventati noi italiani. In particolare oggi siamo a Napoli per scoprire questo mercatino rionale straordinario dove tutti i giorni da centinaia di anni migliaia e migliaia di massaie vengono a scoprire le mercanzie, non soltanto tra banchi di frutta e ortaggi, ma anche naturalmente per tutto quello che ha a che fare con la cura della persona, della casa di tanti casalinghi. Ma a proposito, visto che noi parliamo di cucina, di regine della cucina napoletana, voglio presentarvi un'amica. Eccola qua, la cipolla. Con questa si prepara la genovese. Alla signora Anna adesso chiediamo di raccontarci qual è la vera ricetta della genovese qui a Napoli. Faccio rosolare la carne, poi preparo le cipolle, ci butto tutto assieme, un po' di pomodorini e basilico. E questa è la classica, semplice, che è buonissima. La cucina napoletana ha tutta una serie di tradizioni e di antiche leggende, ma anche di misteri. Per esempio uno è legato alla genovese. Siamo a Napoli perché si parla di Genova. Che cosa c'entra il capoluogo ligure? In realtà ci sono tutta una serie di leggende legate al nome di questa pietanza tipica, una delle regine della cucina partenopea. Innanzitutto la leggenda affida ai cuochi di Genova, originari proprio della città genovese, che gestivano delle bettole intorno al porto, la paternità di questa straordinaria ricetta. Secondo qualcun altro, invece, l'autore della ricetta stessa sarebbe stato un cuoco malfamato, che veniva chiamato appunto o genovese e quindi avrebbe dato il nome all'intera ricetta. Secondo qualcun altro, addirittura, le radici di questa incredibile ricetta veramente buona della cucina napoletana affondano le radici nella capitale svizzera, Genève, in francese, Ginevra, in realtà in italiano. Da Genève verrebbe fuori poi genovese, chissà se è vero. Fondamentalmente il mistero rimane. Abbiamo parlato tantissimo di genovese, delle leggende legate a questa ricetta, è arrivato il momento di assaggiarla. E lo facciamo nel centro storico di Napoli, dove la genovese è veramente un culto. Siamo alla Campagnola. Antonio, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, io so che qui preparate una genovese da paura, che è uno dei piatti tradizionali della cucina napoletana. Perché la genovese è un piatto pieno di sapore, intenso, mi entra veramente dentro. Come fa la nonna mia, nonna Enzini, troppo buono. E questa invece è la sangria napoletana. Un vino capercofe. Ma non soltanto, perché il menù del giorno, che è sempre diverso, propone ovviamente una serie di specialità particolari. Oggi che cosa avete preparato? Abbiamo preparato come antipasto fiori di zuccheri pieni. Ma questi fiori di zuccheri pieni so che li chiamate in una maniera particolare qua a Napoli. I ciurilli. Come si preparano? Che cosa sono? Sono fiori che vengono farciti con ricotta fresca, provola, salame, poi passati in pastella e fritti. Da che anno siete qui a preparare tutte queste specialità? Noi siamo aperti dal 1946. C'era la nonna e poi è arrivata tua madre che adesso è in cucina dove la nostra troupe è andata già a curiosare nel suo regno. Tra le tante coppie in Italia che sono famose ci sono Romeo e Giulietta a Verona, ci sono Dante e Beatrice a Firenze e a Napoli in cucina c'è una coppia particolarmente famosa. Salsicce e friarielli. Salsicce e friarielli. Che sono i friarielli? Praticamente è una verdura tipica napoletana, un poco amarostica, cucinata con aglio, olio e peperoncino. Mi sa che li voglio assaggiare. Andiamo in cucina.
salsicce e friarielli sono pronti, avete visto, li hanno cucinati proprio per noi e sono pronti per essere impiattati, anche se al nostro amico Nando volevo chiedere, ma non ce l'hai un po' di pane? Gli americani si sono inventati gli hamburger con le patatine, che sono una coppia perfetta, fish and chips gli inglesi e poi lo hanno esportato negli Stati Uniti, a Napoli salsicce e friarielli sono un connubio assolutamente straordinario. In un bel pezzo di pane, spesso lo usano anche quando devono andare in giro, nelle gite fuori porta o naturalmente quando devono andare al lavoro e si organizzano un pezzo di pane in questo modo, si taglia la salsiccia, la si mette nel pezzo di pane fresco insieme ai friarielli, chiudiamo e assaggiamo quella che a Napoli si chiama la merenda, cioè amarenda. In realtà spessissimo si pranza così. Guarda qua, guarda qua. Buon appetito! Seconda generazione di maestri delle cozze che a Napoli diventano i Kuzkar. Lui in realtà è uno dei grandi protagonisti di questa tradizione napoletana, dove per fortuna, dalle tue parti, quando si tratta delle tue cozze, nessuno ha paura di strane storie, è tutto assolutamente sterilizzato e a norma, vero? Certo. Siamo nel regno di questo posto straordinario ed eccolo qua, il fondatore Corrado della grande dinastia di Kuzkari. Grazie. Come si va? Non c'è male. Tutto a posto? Ma ringraziabili Dio, va tutto a posto, ma i tempi attuali non sono come i tempi passati. Ma perché da quanti anni state qua a fare le cozze? 50 anni. Ma adesso che state preparando qua? Perché io so che voi siete una trattoria, non fate soltanto la zuppa di cozze. No, noi stiamo preparando spaghetti a frutto di mare. Oh, finalmente sono arrivati i nostri piatti, fantastici, sono con Massimo, terza generazione di Kuzkar qui da Corrado, però il tuo piatto è un po' diverso dalla mia zuppa di cozze. Che cos'è? Sì, questa è praticamente una caponata Maremmonti. Aspetta però, la caponata mi hanno insegnato in Sicilia che è fatta con le melanzane, qui le vedo, le melanzane sono quelle sott'olio, però quelle erano molto diverse. Sì, praticamente vediamo, oltre alle melanzane abbiamo questa frisella che è un pane tostato che noi ammorbidiamo con dell'acqua, abbiamo i melanzane con i pomodorini, o di terra con mozzarella, olive bianche, tutti di mare, tra cui la regina la cozza. Sono un bel po' di cose interessanti, io assaggio giusto per capire se... interessante. Mentre la mia zuppa di cozze è piena di cose buonissime, mi spieghi un po' che c'è qua dentro? Sì. Praticamente la zuppa di cozze ci sono le friselle, praticamente sempre pane tostato sotto come base, poi abbiamo cozze che è sempre la regina del frutto di mare sulla zuppa, polipo, gambero, fasolara, vongole e il russo diciamo come ingrediente per assaporire la zuppa. E allora buon appetito! La famosa carne alla pizzaiola perché è un tipico piatto napoletano e mia mamma me lo faceva sempre da piccolo. Da grande che mangio ancora spaghetti alla pizzaiola, la dovuta carne alla pizzaiola. Comunque spaghetti a vongole non si rifiuta mai.
napoletana al ragù, fritta, come si dice a Napoli, è un bijou. Melanzana a pollastiello. Io sono convinta a pollastiello perché all'epoca il pollo era una cosa costosa. Essendo costoso facevano queste melenzane proprio per avere quella sensazione. La frittura mista che veramente è una specialità napoletana. Il croquet che sarebbe un panzarotto. Poi c'è la ricotta che viene avvolta nella farina e poi fritta. E poi ci sta la melenzana a pollastiello. Sta paranzella, non c'è niente da dire che la paranzella è fresca e siete sicuri che è quella che si mangia, perché non è una cosa che si può surgelare o congelare e quando si trova è sempre preferibile mangiarla. Come anche la zuppa forte, che noi la chiamiamo zuppa soffritta. A Napoli o carna cuttaro è colui che prepara la zuppa di carne cotta, ma che poi in realtà vi fa assaggiare anche frattaglie e trippa. Di solito lo fanno in piccoli chioschetti, a volte anche improvvisati per strada, e più spesso poi ovviamente all'interno di locali, come quello che visiteremo adesso, un'antica tripperia, quella del mio amico Luciano, che da queste parti tutti quanti conoscono come Orus. Lui è un campione dello street food, visto che a Napoli lo street food sapete che va per la maggiore, ma è anche il 24esimo di una lunghissima fila di figli. A Napoli però per la trippa è il numero 1. Luciano carissimo! Ehi Giamba, come stai? Tutto bene. Io ogni volta che vengo a Napoli non posso fare meno di assaggiare la tua trippa, lo sai. Adesso io stavo preparando questo piatto. Però adesso ti faccio assaggiare un pezzo e lo mangi subito. Immediatamente, live. Esatto. Perché non se ne può fare a meno, anche perché tra l'altro qua a Napoli è un classico quello di mangiarla nel coppetiello per strada. Esatto. In particolare mi dai proprio un pezzo? Questo è il muso, vedi? Questo qua. Che poi è la parte più bella, vedi? Anche perché vi dovete ricordare una cosa importante: a Napoli quando una cosa è buona non viene detto buono, ma viene detto bello. Una cosa buona è sempre Io particolarmente adesso ti bella. faccio assaggiare questo pezzo Sì. qua. Poi dopo ti porto dentro. Va bene. Ti faccio assaggiare una bellissima pietanza che ti ho fatto. Va benissimo. Va bene? Ok. Dal 1945 nel cuore di Napoli l'antica tripperia Orus, ma tu nel 1945 lo so che non eri nato, in realtà si parla di tuo padre. Esatto. Un tris. Questa per esempio è fatta al sugo. Sì. La famosa trippa col sugo. Esatto, diciamo questa fosse la trippa alla romana. Noi, ovviamente non ci mettiamo la mente, ci mettiamo il basilico. E quindi la facciamo diventare napoletana. Napoletana. Questa è una trippa con le patate. Ah. Che poi questa trippa con le patate è una cultura proprio nostra. Perché? Perché questa trippa con le patate viene dalla zuppa di carne cotta, che adesso fa un po' caldo e non te la posso far assaggiare. Ritornerò d'inverno allora. Sicuramente. E poi questa è una trippa all'insalata. Che in realtà è una cosa più estiva. Esatto, prima la trippa all'insalata era sale e limone. E basta. Oltre 40 anni fa, un amico di papà disse: Donna Nì, metti invece 2 olive, 2 pomodorini, un po' di cipolla, un po' come la pizza. Perfetto. E la regina è venuta a dire: mettete sta mozzarella, la coppa è diventata margherita, e noi l'abbiamo fatto diventare Buonocore grazie al suo cognome, per ricordare. Ah, ecco, quindi Buonocore Esatto, è il cognome del non signore è- che vi ha dato il esatto. suggerimento. Vai, con quella calda. Questo è quello con le patate. Giamba, ma tu hai mangiato tutte cose? Ti faccio trovare il piatto pulito, non ti preoccupare. Allora, questo è con le patate, ovviamente me la metto pure io. Si mangia tutto chiaramente, cioè bisogna veramente completare l'assaggio di tutto quello che c'è, anche perché chiaramente in ogni parte di questa zuppa c'è un sapore particolare che viene fuori da tutti gli ingredienti che sono stati messi nella preparazione. Un trionfo di colori e di sapori.
E poi ci sono le stagioni che si alternano praticamente, perché passiamo dall'inverno all'estate con le preparazioni varie di questa specialità assolutamente napoletana. Noi continuiamo ad assaggiare e voi la prossima volta che passate da Napoli cercate in giro, se trovate un carrettino con la trippa, au pair e hummus, perché sono assolutamente invidiabili e da assaggiare. Boston, Massachusetts. Oh, they like everything. A me piace pasta fagiole. Gnocchi e sorrentina. Io ho un grande polipetto alla Luciana, tipico napoletano, con pomodorini e olive nere. Buon appetito! Io melanzana alla scarpone con pomodorini. Buonissimo. Con la carne trita gli americani hanno inventato gli hamburger e hanno colonizzato tutto il mondo. I napoletani invece ci fanno le polpette, sia al sugo che fritte. E c'è un'amica di Old Italian Food che le cucina alla perfezione qui a Napoli. La signora Rita, da 40 anni, passa le sue giornate ai fornelli a preparare tantissime cose buone. L'andiamo a trovare nella sua osteria mediterranea. Eccoci qua nel regno della signora Rita, scopriamo che cosa ha preparato oggi per noi. Abbiamo fatto pasta e ceci, poi abbiamo fatto uno scarpariello. Ah, lo scarpariello, un antichissimo piatto napoletano molto famoso. Ma come si prepara, signora? Lo scarpariello lo faccio anche olio, un po' di peperoncino e pomodori, tutti i pomodori freschi, pecorino e parmigiano. Signora, tutto buonissimo, però io sono venuto qua per assaggiare le sue famosissime polpette. Come si preparano? Qual è la ricetta? Aglietto, prezzemolo, uova, parmigiano, un po' di pecorino e un po' di pane. Cotta tantissimo, ma è buonissima. Complimenti, signora. Mi fa un cartoccio? Me le porto? Agli inizi del 300, a Napoli, c'era una compagnia di bianchi predicatori. Se ne andavano in giro per i vicoli del centro storico a predicare misericordia e pace. Nello stesso periodo, però, in via dei Tribunali, da queste parti, in un palazzo che esiste ancora, c'era un signore tremendo, cattivo, cattivissimo, che nessuno riusciva a far riappacificare con i suoi nemici. Nemmeno il figlioletto di 3 mesi, che pensate, a soli 3 mesi incrociò le braccia e gridò anche lui, misericordia e pace. Non ci riuscì nemmeno la sua serva, che gli preparò il suo piatto preferito, un piatto di maccheroni bianchi, che all'improvviso divennero rossi come il sangue. Poi che cosa successe? Che la stessa cosa la fece la moglie, cercando di farlo calmare. Niente, i maccheroni divennero rossi. Lui li assaggiò e li trovò buonissimi. Così decise di riappacificarsi con i suoi nemici per l'occasione e di dare a quel piatto il nome di suo figlio, Raoult. In realtà il termine deriva dal francese ragout, ragù, che fondamentalmente indica un tipo di cottura di carne e verdure. Quindi le leggende non c'entrano niente. Porte cazzure con uno stemmarete, Purello e capra si era alzate, pazzi ciambali a navazzulete, come lo affamate a guardare. Adele, come stai? Ehi, ciao Giampa! Tutto bene? Tutto bene? Tutto benissimo, qui fa un caldo pazzesco perché stanno lavorando con i fornelli, c'è Oggi sempre... abbiamo preparato quello che ti piace a te, Cioè? il ragù napoletano. E allora bisogna assaggiarlo, ma hai preparato anche una serie di altre cose, insomma. Sì, dentro al ragù ho messo le polpette, poi ci ho messo la tracchia. Che è un taglio particolare, poi dopo vi spiego. Questo è il pezzotto, sarebbe la carne al ragù. Ah, ecco. E poi ci sta la braciola La napoletana. regina del ragù, Vai. la braciola. La braciola. Perché come la fa Adele, la braciola a Napoli non la fa La nessuno. braciola mi parla. Parla? Parla braciola. Quindi facciamo un'intervista alla braciola. Sì, alla braciola. Poi ho fatto... Che cos'altro hai preparato? Ho fatto le fettuccine a forno con il nostro ragù. Perché chiaramente il ragù si può usare per Sì. tutta una serie di preparazioni Dentro ho in messo cucina. la ricotta, la mozzarella, la polpettine e così via. Perché ai napoletani piacciono le polpettine, quelle piccole piccole nella pasta al forno. Poi ho fatto la pasta e patate, che qui dentro dopo ci andiamo a buttare la pasta, poi ci mettiamo la provola, formaggio, pecorino, parmigiana e una biella legata. Poi infatti si chiama ruoto fumo, sarebbe lo spezzatino con le patate, carne. Quanti anni ha questo ruoto? Questo ha parecchi anni perché mio padre
stanno pure qui sotto, sono tutti ruoti vecchi. E noi qui dentro facciamo sempre o lo spezzatino o il capretto con le patate. Perché anche la pentola deve prendere il sapore della pietanza. In queste pentole qua il sapore è diverso proprio. Adele, ma la ricetta vera del ragù, ce l'ha un segreto, me lo puoi svelare? Sì, allora si prende la pentola, si mette la cipolla tritata e tu ci metti la braciola, la tracchi e fai brasare. Per quanto tempo? 5-10 minuti. Poi ci butti un po' di vino bianco, fai sempre brasare. Poi alla fine, che se è bello brasato, noi ci mettiamo i pelatoni, sarebbero le pelati, quella grande, però passiamo prima a setaccio e butti tutto dentro. Poi si mette l'olio, sale e fai cuocere a fuoco vivo. Quando inizia a bollire, a studiare, a da cuocere. A un certo Quanto tempo? Allora, sì, noi mettiamo a fare le 8, 9, 10, l'11, mezzogiorno, l'1, 6, 7 ore. Poi dopo si alza tutto dal sugo a braciola, la puppetta, se no la stringo su e mettiamo a caldo e dopo si prepara quello che vuoi, spaghetto, zito, manfredo. Va bene per qualunque tipo di pasta. Un gnocco, bello, che mozzarella con ragù. Stiamo a posto. Mo' vatti a settare, che faccio zito al ragù, una bella braciola a puppetta. Tu a pallone tu giochi a baseball, fai tornamento a me. Lo abbiamo visto con Adele, si tratta di una cucina povera di ricette tradizionali e molto popolari, ma anche se popolari e povere, qui è venuta a mangiare addirittura una principessa, quella del Regno delle Due Sicilie, la principessa di Borbone. Oh, finalmente Adele è arrivata con tutta questa straordinaria mercanzia. E poi metti questo tutto insieme. E quella è la parmigiana di melanzane. Poi ti mangi prima questo e poi dopo ti mangi queste cose insieme. Va benissimo. Buon appetito. Grazie mille. Tra le altre cose, questi che sono preparati con il sugo del ragù hanno dato vita in realtà anche a quest'altro piatto che è il secondo per intenderci. C'è la polpetta, che è immancabile quando si prepara il ragù, c'è la braciola, che dalle altre parti in Italia in realtà la intendono come una fetta di carne. Qui fondamentalmente la fetta di carne è arrotolata con un ripieno particolare, formaggio, aglio, prezzemolo, pinoli, uva passa ed ha un sapore straordinario. E poi c'è la costia di maiale, che da queste parti diventa in realtà a tracchiolella ed è assolutamente straordinaria da assaggiare. Poi a Napoli i contorni sono un piatto vero e proprio, non sono semplicemente qualcosa che serve per accompagnare il pasto. Questa è la famosa parmigiana di melanzane, piatto che ebbe origine nel nord Italia, proprio nel Granducato di Parma, e che poi in realtà è stato trasformato in questo modo dai napoletani, melanzane fritte e poi messe una sull'altra con della salsa di pomodoro e una farcitura. Assolutamente straordinario. Assaggio per voi. Una cucina povera, tradizionale ma saporitissima che trae origine in realtà da un passato antico. In questi locali già un secolo fa c'era un'attività commerciale, all'epoca si vendeva frutta e verdura. Poi con il passare degli anni si sono alternate una serie di realtà commerciali fino ad arrivare ad una mescita di vini e oli che poi si è trasformata grazie all'ingegnosità delle varie generazioni che si sono succedute, in particolare grazie al papà di Adele che abbiamo conosciuto prima, Carmine, è diventata appunto questa trattoria che oramai è una meta assolutamente imperdibile per tutti i turisti che arrivano da queste parti ma anche per i napoletani che vogliono ritrovare i sapori di una volta. La polpetta, che chiaramente si prepara con la mollica di pane, è in realtà una cosa morbidissima e ha rilasciato nel sugo per tutto il tempo che è stata messa lì a cuocere un sapore assolutamente straordinario. I bambini napoletani per le polpette impazziscono, ma anche gli adulti in realtà. Per quella ci vuole il coltello, che in una trattoria che si rispetti ovviamente è sempre diverso in ogni tavolo dove vi sedete. Qui le posate sono tutte diverse. Proviamo a tagliare un pezzettino. In realtà è tenerissima, si scioglie come il burro ed è assolutamente squisita. Tutti i sapori delle verdure e degli ortaggi che sono stati utilizzati per la salsa si fondono in questo pezzo di carne dolcissimo, tenerissimo e con un sapore incredibile.
E non può mancare adesso un assaggio di parmigiana di melanzane. Tra l'altro dovete sapere che i napoletani utilizzano la parmigiana di melanzane spesso anche come farcitura per i loro panini, da portare in giro nelle gite fuori porta, magari quando vanno allo stadio a vedere la partita della loro squadra del cuore. Quindi il pane è assolutamente il fidanzato della parmigiana di melanzane, che va assaggiata esattamente così, insieme ad un bel pezzo di pane con la mozzarella che fila e che viene fuori. Questo è un dosa spaghetti. Siccome le signore di oggi non sono particolarmente brave a dosare la pasta, i napoletani si sono inventati questo. Serve fondamentalmente per i turisti. Una persona, 2 persone, 3 persone, 4 persone. In realtà mi hanno confidato che da queste parti la misura numero 4 va bene per una persona soltanto. A Napoli la passione per il cibo è talmente intensa che è finita addirittura sulle cartoline. Questa è la pastiera, un tipico dolce napoletano, c'è anche la ricetta e in realtà qualche piccolo segreto su come prepararla. Poi, naturalmente, una classica pizza. Metterci un hamburger, questo lo dico per gli americani, sarebbe veramente complicato su una cartolina. Ci sono veramente di tutti i tipi e sono tutte quante molto belle e molto interessanti. Poi in realtà fondamentalmente ci sono delle belle vedute di Napoli come queste, anche se nell'angolo in realtà c'è un altro programma. Come vi ho raccontato, a Napoli c'è sempre un antagonismo tra 2 piatti che sembrano uguali ma che hanno profonde differenze. Jenny ci sta mostrando, grazie per questo, Pulcinella con la pizza margherita, quella che tutto il mondo conosce come la pizza classica tradizionale, e con l'antagonista, la pizza fritta. Tra poco quella vetrina sarà piena di cose da mangiare e noi ovviamente da Di Matteo entriamo per voi per assaggiare un po' di specialità particolari e in particolar modo ci sarà l'opportunità di assaggiare la pizza, quella margherita e quella fritta. Sembra che ci sia una grande confusione, in realtà è tutto organizzato. Siamo in una delle pizzerie più storiche del centro di Napoli, da Di Matteo. Pensate, 1936 l'anno di fondazione. Qui è venuto a mangiare la pizza, giusto per intenderci, addirittura Bill Clinton, quando c'è stato il G8 a Napoli nel 94. Da queste parti la pizza è una vera tradizione ed è un must, ovviamente nella versione margherita, che tutto il mondo conosce, rotonda, con il cornicione alto, con la mozzarella e il basilico e con la salsa di pomodoro. Ma a Napoli lo avete imparato, esiste sempre un antagonista e contro la margherita si schiera la pizza fritta, un ripieno assolutamente straordinario che può essere realizzato in varie versioni, anche se quella tradizionale è la pizza fritta con cicoli e ricotta. Ok. Ma qui sono famosissimi anche per le fritture. C'è un banco bello pieno, vediamo se mi danno almeno un croquet, che in realtà nella versione piccola si chiama panzarotto da queste parti. Posso avere un croquet? Da mangiare caldo e croccante. A Napoli il caffè è un rito, non lo si può assolutamente consumare al ristorante dove si è concluso il pasto, ma bisogna andare al bar. E il caffè a Napoli non si beve, ma si prende. E per prendere un buon caffè noi abbiamo scelto la caffetteria San Gennaro, santo patrono di Napoli, siamo a 2 passi dal Duomo. Venite dentro, assaggiamo. Un caffè, grazie. Grazie mille. A Napoli il caffè è un rito, non bisogna assolutamente avere fretta quando lo si viene a bere al bar e soprattutto bisogna ricordarsi una cosa importante, la mancia al barista, qui la chiamano mazzetta. In questo modo loro faranno un po' più di attenzione quando vi prepareranno il caffè, magari terranno anche in considerazione l'umidità e addirittura se ci sono le nuvole, perché a Napoli il caffè si prepara così. E poi c'è l'acqua che è fondamentale, l'ingrediente segreto e quello non potete trovarlo da nessun'altra parte del mondo, che deve essere, ve lo ricordo, piuttosto corto e soprattutto bollente, come la tazzina. Una vera crema di caffè. Mi dispiace che non riusciate a sentire
il profumo e l'aroma che sono inconfondibili e se ci riuscite bevetelo amaro, senza zucchero, perché il modo assolutamente originale di bere il caffè è di riuscire a scoprire tutto il sapore e l'aroma intenso. Complimenti! A Napoli si digerisce così, con A gassosa, la gassosa la chiamerebbero nel resto d'Italia. È praticamente una medicina naturale, un po' di limone, acqua minerale e una punta di bicarbonato. Raffaele è uno degli ultimi che fa sopravvivere questa tradizione, quella dei chioschai che in realtà a Napoli diventano i personaggi che vivono all'interno della Banchell'acqua. Loro sono qui tutto il giorno, nella banca dell'acqua, e fanno sopravvivere tradizioni come questa, ma come in realtà tutta una serie di altri momenti legati alla digestione, che a Napoli deve essere assolutamente naturale. Come avete visto, in realtà è naturale tutto quello che ha a che fare con la tradizione culinaria napoletana. Affronteremo presto altri viaggi nelle tradizioni del nostro paese e lo faremo insieme a voi su Old Italian Food.